le zizze. Giargianese. Che sono le cetonie dorate. Conoscete? Le zizze. Allora, quando ero bambino giocavo con le zizze. Cosa sono le zizze? Quelle bestioline rare che trovi tra le rose a primavera, con la razza verdolina e dorata. Prendevo un filo da cucito di mia zia e facevo un nodo intorno alla testolina di quella bestiolina e un altro intorno al dito. E quella, come una fionda, via, girava su nell'aria appesa al filo, poi si stancava e se non la slegavi poteva anche morire, che le si spezzava il cuore. Adesso che sono grande posso dirvi davvero che i sogni sono come le zizze del giardino, che tu stanchi se non li lasci volar via dal cuore. Dunque li devi lasciare, così voleranno ancora a fare contento il cuore di un altro bambino. Quando era fiol giocava a sal zizzo, quelle zizze, quella bestiolina rara che trovi tra le rose a primavera. Sacca la coccia verdolina ed ora. Piava un fil da cuccia da mia zia e feva un nodo intorno alla testolina di quella bestiolina e in altri intorno andeta. E quella, come una frezza via, girava su quell'aria appesa al filo. Poi si straccava e se non la slegavi moriva ancora e si spezzava il cuore. Adesso che sono più grande, vedi davvero che i sogni è come la zizza dell'orto che stracchi se non li lassi vola via dal cuore. E dunque gli hai da lasciare. Così volano ancora a far contento il cuore di un'altra fiola. Come le sedie di Pavia, quelle statue di marmo che accennano un sorriso, io dico che hanno sentito le nostre parole. Il tempo pian piano le ha scalpellate. Adesso anche le parole le ha affossate il tempo. Quelle parole fatte in casa, come le sedie di Pavia, che dicevano tutto un mondo quando ancora non girava con la televisione. Cal stupid meru, cal fa bocca da rider, me ha detto che gli ha sentito il nostro parole. E ta più gli ha scarpleati, gli ha infusiati, cal parole fatti in ca come il scarin Pavia, che al geve mondo, perché ancora un piruleva con la televisione. In punta di piedi, in fondo poi si ride e si pena tutti quanti a una maniera, e chi per un verso o per un altro ce ne andiamo tutti a casa del cappero diritti come fusi. Ma una cosa sola resta: l'essere passati in questo mondo in punta di piedi, guardando con gli occhi del cuore. Che può ride, uspana, tutto quanto una maniera, e chi per un verso, per un altro, si non dà tutta a cada capra, dritto come di fuso. Ma in quel solo l'essere passato in questo mondo in punta di piedi, guardando con gli occhi del cuore. Rialzarsi. Ci vogliono salti, corse, cadute che ti portano in posti sconosciuti per trovare qualcuno che ti aspetta. Cadere, ferirsi, corse, salti ed infine cambiamenti. Importante rialzarsi. Su Sirisi ci vogliono salti, cussi, cascati che ti portano da posti scomodi a trovare qualcuno che ti aspetta, a buccare, lazzariarsi,
cussi, saudi e infine canciamenti, importanti e sussiditi. La verità è la compagna dell'uomo solo, che nel buio della notte ha trovato la strada. La verità è la compagna dell'uomo solo, quando scuro da notte a tua lasciata. Allora sì. 19. La 21esima. Come sanno molti che mi conoscono, sono oltre 40 anni che faccio avanti e indietro tra il nord e il sud, tra tutte le mie infinite residenze per motivi di lavoro e affettivi e il mio paesello, come lo chiama la mia compagna, la mia adorata moglie. La strada di casa. Ormai sono tante volte che quando torno al paese non ci faccio più caso. Mi ricordo senza ricordare ogni albero, angolo, sasso, ogni segnale della via di casa. E sì, è una cosa pericolosa. Quando apro la porta non so quello che ho fatto. So solo che sono arrivato. A via da casa. Ormai sono tante che la volta che quando torno al paese non faccio manco più caso. Mi ricordo, senza mi ricordare, ogni angolo, sasso, ogni segnale della via da casa. E sì, è un fatto pericoloso. Quando rapa la porta, non saccio che le cancio fuori, saccio solo che sono arrivato. Allora, la prossima tappa è Santo Stacchio. Però non vi ho detto cosa significa per la mia associazione questa poesia, no? Che intanto finisce con la stessa parola che quindi dantista Rino Caputo può certificare. Come finiscono i tre canti? Con quale parola? Con la parola stelle, no? E allora la mia associazione, che si chiama Polvere di Stelle, perché c'è il primo grosso spettacolo che abbiamo fatto là dove è stato girato Polvere di Stelle, a Pedruzzelli di Bari, no? Uno dei fondatori della mia associazione dice: non basta un logo grafico, abbiamo bisogno anche di un logo poetico. Chi ce l'ha fatto? È risorto Carlo Alberto Salustri, ci ha fatto quella poesia che vi ho accennato ieri, La tartaruga. Mentre la notte se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece un passo più lungo della gamba e cascò giù con la casa portata sotto il suo. Un rospo gli strillò: scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle. Sì, lo so, rispose lei, ma prima de morì, vedo le stelle. Questa è una poesia che parla del far finta di niente. Da quando non ci sei più, certe volte mi dimentico chi sono. E ormai penso che ci sto a fare in questa casa. Devi andare di diaframma. Sì, che non dice più una parola. Mi sembra che le braccia e pure le gambe, non solo la testa, se ne vanno per i fatti loro, per la campagna a correre come un matto, in montagna a cercare il vento sotto i sassi. Forse la morte, che è passata di nuovo, e io non me ne sono accorto. Non mi sono accorto di niente. E niente. Ra quando non ci stai giù, certe volte mi scordo chi sono, e oramai penso che ci sto un caffè, renta sta casa che non obbliga più parole. Mi pare che i bracci e pure i cos non sulla a capo, se ne vanno per i fatti suoi. Pa campagna corro come un matto, pa montagna a cercare il vento sotto i sassi. Forse la morte è passata una volta e io non mi sono addunato. E niente. Bravo. Patrizia. I numeri dell'8, la mia bisnonna con tutti quei numeri dispari che mandava in sogno.
Da viva poi mi diceva: quando sarò morta vengo e ti tiro per i piedi. Io l'ho aspettata tantissimi anni, ma niente da fare. E adesso è meglio che non venga, perché ho un'unghia incarnita che mi fa vedere le stelle. La mia mai ciapla visa con tutti i nomi sgef che la mandevi in sogno. Da viva poi la diceva: quando che sono morta, aven che tir pripi. L'ho tenuto da stea per un subesden, ma niente da fare. E adesso le me convegna, che ho un'unghia incarnita che mi fa morire. Sì, perché è andato giù. Dal giorno di carnevale, niente, siamo spuzzolati oggi. Troppo mangiare, troppo bere, troppa barca, troppo mare. Dal giorno di carnevale si è ammalata la mia amorosa. Dal giorno di carnevale si è ammalata la mia amorosa. E come posso fare per non la ritrovare? Vestito da cappuccino mi conviene Anna. E come posso fare per non la ritrovare? Vestito da cappuccino mi conviene Anna. Vestito da cappuccino c'era una bussa alla porta. Vestito da cappuccino c'era una bussa alla porta. A che maniera è questa del bussa così? È buona figlia al letto che sta per morire. Ma che maniera è questa del bussa così? Perdona figlia a letto che sta per morire. Se sta per morire fatela confessare. Se sta per morire fatela confessare. E tutti sensi fra il frate confessò, salisci quelle scale a confessare l'amore. E tu che sensi fra il frate confessò, salisci quelle scale a confessare l'amore. Confessare l'amore bisogna Per confessare l'amore bisogna chiudere porte. le porte, il portone, il resto finestrone, a ciò che non si sente la sua confessione. Le porte, portò, finestre, finestrò, a ciò che non si sente la sua confessione. Figliola mia, ci voglio confessare. Su figliola mia ti voglio confessare. E dimmeli netta bene, e dimmi la verità, e dimmi da quanti amanti l'hai fatto baciare. E dimmi di netta fe, dimmi la verità, e dimmi da quanti amanti t'hai fatto baciare. Ed io di amanti n'ho baciati tanti, Ed io davanti ne ho baciati tanti. e n'ho baciati tanti, n'ho baciati 23, ma il primo che ho baciato sta davanti a me. E ne ho baciati tanti, ne ho baciati 23, ma il primo che ho baciato sta davanti a me. Amen. Bella mia,